Cosa diciamo? Oggi siamo, non dico in Friuli, siamo in questa bellissima regione, in questo concorso che è la ricetta del sindaco. Sì. Lei è il sindaco di Montereale Valcellina, sì. Benissimo, e quest'oggi praticamente il suo piatto è la? È la faraona con purè tricolore. Col purè di tricolore, Sì. Benissimo. In grandi linee come viene preparata? Adesso È un po' lunga, lasciamo ad in modo lui guarda bene gli ingredienti adesso. Ci sono, Lui guarda tutti gli ingredienti, quelli che è importante, Sì. praticamente diamo importanza alla faraona perché è l'animale di cortile. Del cortile, dei nostri posti, una volta la Ecco, gente benissimo. lo mangiava sempre, adesso lo mangia solo nel ristorante perché faraone per le case non ce ne sono più. D'accordo, la ringrazio, È è questo. stato molto gentile. Bene. Speriamo che tutto vada bene. Io sia credo che non si contento. possa solo che complimentarsi insomma con l'organizzazione, con il risultato, con tutto. Purtroppo cade un momento in cui Sappiamo, un abbiamo momento dei problemi, particolare. però insomma facciamo. Bocca al lupo, questo signor lavoro. Sindaco. Grazie. Arrivederci. Buonasera signor Sindaco, una piccola intervista. Allora, lei sta preparando le canocce, intanto diciamo, allora, la signora è la sindaco di grado, la signora Olivotto. Quest'oggi preparerà un boretto con le canocce e diciamo che boretto, grado, canoce e famiglia. Non gli vogliamo chiedere la ricetta, però vediamo tutti gli ingredienti che ci sono e pensiamo che da come ci è stata così espressa la ricetta, senz'altro farà una bravissima figura in quel di grado. Ma noi non ci teniamo solamente a fare le belle figure, ci teniamo a parlare di questa bellissima città che abbiamo sul mare. Grazie signor Sindaco, 2 parole. Allora, Grado è una città bellissima e credo che non abbia bisogno di presentazioni. Sono stata recentemente alla BIT di Milano, alla Fiera del Turismo, e io ho presentato Grado non solo come una città bellissima, ho detto non serve andare alle Maldive, abbiamo Grado, abbiamo la laguna, abbiamo i sapori, i colori, non bisogna omogeneizzare colori e sapori, i sapori e i colori di Grado devono rimanere unici, come quello che io preparerò oggi. Il boretto di canocce è una ricetta antica e semplicissima, però bisogna farla con tutti i sacri crismi. Infatti io ho visto le canocce e ho detto non sono perfette, bisogna tagliarle e pulirle perfettamente, lavarle perfettamente e quindi poi vedrete il risultato finale. Ci siamo? Allora, qui abbiamo il vice sindaco, assessore del comune di Torriano di Cividale. Esatto, giusto? esatto. Allora, lei il suo nome? Sabadini Roberto. Sabadini Roberto. Signor Roberto, diciamo, quest'oggi lei è forse la persona più vicina perché è un tiro di schioppo a questa scuola. Sì. Quindi si può dire che questa scuola è nata con gli scalpellini di Torriano. Adesso si è evoluta e abbiamo anche la scuola di cucina. In questo piatto che lei vuole trasmettere, che sono le marcondele, la tradizione del territorio è una cosa bellissima quella che ha scelto. Perché la marcondele? Ma la marcondela perché mi sembrava appunto che rispecchiasse al massimo la tradizione e anche perché comunque è un piatto che sta quasi scomparendo dalle nostre tavole. Ci sono pochi posti dove si può reperire, ci sono pochissimi più dei macellai che sanno il dosaggio e il quantitativo, come farla, in che proporzioni si utilizzano le parti del maiale e quindi mi sembrava corretto proporla, anche abbinata appunto al toccio di latte che è caratteristico del mio comune di Torriano, che facciamo anche una festa, e abbinata a 2 verdure che sono il sedano rapa e il porro, che erano sempre sulle tavole una volta perché erano le verdure più povere che si trovavano nell'orto delle nonne. Grazie. E mi fa molto piacere essere qua oggi perché tra l'altro a caso è stata selezionata la ragazza che abita proprio nel mio comune. Bellissimo. Ecco, quindi sono molto contento di questa giornata qua. Complimenti, è stata una bella cosa. Bene, tu praticamente sei con l'assessore del tuo comune, è una cosa piacevole e noi ti facciamo gli auguri, anzi facciamo gli auguri a tutti e due. Sindaco di Talmassons, la signora Anna Maria Toneatto, Sì. giusto? Sì. Cosa diciamo la signora Anna Maria Toneatto? Che l'anno scorso giustamente per un tiro di schioppo non c'era, perché Sì, è vero. quest'anno invece è ritornata con noi e noi siamo molto contenti.
questo è il piatto che lei fa nella tradizione, il suo territorio sono le sorgive, quindi la trota affumicata. Assolutamente sì. E poi praticamente sono quegli ingredienti che ci permettono di essere proprio vicini al territorio. 2 paroline per la sua esperienza in questa iniziativa. Dunque l'esperienza la conosco dal suo esordio, l'ho ritenuta sempre un'iniziativa lodevole perché ha permesso a noi amministratori di poter valorizzare i prodotti locali, peraltro anche valorizzare le risorse della ristorazione locale, in quanto alcune nostre trattorie hanno in qualche modo aderito a questa iniziativa mettendo nel proprio menù la ricetta del sindaco, e quindi questa è una cosa molto buona. Peraltro noi abbiamo a Talmasonso avuto anche la fortuna di coinvolgere le nostre scuole che hanno fatto delle ricerche sul territorio e hanno quindi riscoperto vecchie soluzioni culinarie delle nonne, delle zie e anche delle mamme, e peraltro sono riusciti anche a far veicolare il concorso tramite la loro pubblicazione, per cui in sostanza da noi tutta la cittadinanza sì. Beh, ma direi anche per l'iniziativa, per l'Unione dei Cuochi del Friuli Venezia Giulia e per Germano Portoni. Da noi veramente di questa cosa se ne parla con molta simpatia e molta stima. Grazie Germano. Allora, qui abbiamo l'assessore al comune di Codroipo che si sta cimentando con la sua ricetta, una ricetta. È un petto d'anatra ripieno con la mela verde e il guanciale. Adesso Quindi lo stiamo una ricetta legando. Che questa carne è stata, mi pare, marinata. Con del vino, con degli aromatici. Sì. E quindi il nostro assessore, che poi è il comune di Codroipo che ospita la serata finale della ricetta del sindaco, che è quella che praticamente come comune anche sta collaborando attivamente con noi. 2 paroline, signor assessore, questa esperienza di essere stato qui proprio alla presentazione della stampa. Beh, diciamo per me è stata una bellissima sorpresa. Avevo sentito parlare di questa giornata e avevo chiesto al sindaco, dico, mi raccomando, non facciamoci sfuggire l'occasione, un po' perché siamo il paese che ospita le premiazioni, un po' perché insomma siamo il comune dopo Udine più grande della provincia ed è giusto che partecipiamo. Poi il bello è partecipare, il bello è stare assieme alla gente, conoscere questa splendida realtà e dopo diciamo. Sarà bello per tutti. Esatto. Grazie, è importante. Adesso qui abbiamo l'assessore Truante. Eccolo qua. Assessore Truante. A Cassacco oggi fanno il tifo per lei. Sì, perché giustamente l'assessore ci sta cimentando con una preparazione con prodotto del territorio e quindi quello è importantissimo. Seconda cosa, quello che sta facendo un lavoro di gruppo con i ragazzi della scuola, che per noi è importantissimo. La sua esperienza dell'anno scorso ed essere di nuovo qui quest'anno, quali possono essere stati così? Diciamo che l'anno scorso ero emozionato, quest'anno un po' meno anche perché ho visto che poi comunque è diventato un abbinamento simpatico, cioè il fatto che comunque di essere qua è un modo anche di estranearsi dai soliti ambienti, dai soliti climi di competizione diversi. Ecco, no? Climi febbricitanti di tutti questi comuni. No? E poi vedo che Alessandra è una ragazza friulana anche, ma abbiamo instaurato un bel rapporto subito. Bene, grazie. Io dico che lei fosse una lieve, io. Tardute già. La signora? La signora Ponte, consigliere del comune di Bertiolo. Quest'oggi ci prepara straccetti di pollo con mele verdi e marmellata di cipolla rossa. un tema originale, creativo, però del territorio, perché vediamo degli ingredienti che sono nel territorio oramai. Certamente. E quindi diciamo, qual è la sua esperienza, seconda volta che vieni qui con noi? È sempre un'esperienza molto emozionante e comunque una bellissima giornata. Bene. Grazie di essere Eccoci qui, siamo nel vivo della manifestazione, siamo alla quarta
edizione della ricetta del sindaco e qui adesso è un momento particolare, i lavori sono avviati e adesso vediamo le curiosità. Queste curiosità che adesso voi vedete sono quello che i giudici, il presidente di giuria, i giurati e il presidente Germano Pontoni bisbigliano e sussurrano su come sta andando la manifestazione. Io direi che la parola per sentire un po' che tempo fa la diamo al presidente dell'Unione Cuochi Friuli Venezia Giulia, Germano Pontoni. Pontoni, che tempo fa in cucina? Il tempo è bello, fuori il sole, qua dentro anche, bella gente, belle cuoche, belle sindaco, bei cuochi giovani, indubbiamente sì. Ma poi quello più importante è lo spirito di lavoro che stanno facendo, perché quello per noi è importante, mettere vicino i sindaci con i ragazzi. E abbiamo constatato che abbiamo anche un vice sindaco con un ragazzo del suo paese, che è stata una cosa bellissima. Questa è una cosa bellissima, difatti abbiamo il sindaco del comune vice sindaco del comune di Torreano. Di Torreano di Cividale, che con il suo piatto oggi è affiancato con un ragazzo, una signorina, che insieme faranno questo piatto. E abbiamo un sindaco del mare anche, no? Emilio, tu che vieni da terra marittima, abbiamo il sindaco del comune di Grado anche qui, cosa ne dici del suo piatto? Un piatto bellissimo, una tradizione, proprio il boretto gradese, che è uno dei piatti tipici anche nelle manifestazioni nazionali di Grado, è una cosa molto simpatica. Quello che vedo invece c'è un vantaggio per le donne però, rispetto ai cuochi maschi, sono un po' avvantaggiate perché E perché sono avvantaggiate? Loro sono abituate a cucinare, stare in casa e quindi pur essendo sindaci stanno facendo una bella figura gli uomini. Bene, grazie Emilio. Allora Emilio Cook, vicepresidente Unione Cuochi Venezia Giulia per la provincia di Trieste. Passiamo a Fabbro, il neo vicepresidente della provincia di Pordenone. Cosa hai scoperto? Cosa hai visto? Per me è sempre un'esperienza nuova che purtroppo ho visto tanta voglia di fare, tanta voglia di collaborare, tanti giovani che vogliono emergere, vogliono fare e vogliono arrivare in alto, tanti giovani, tanti insieme con i vari assessori, i vari sindaci che vogliono trovare questo punto di poter arrivare sempre più in alto, arrivare sempre più a trovare delle nuove ricette, dei nuovi abbinamenti e delle nuove, cioè comunque per me è stata un'esperienza molto bella. Ma senti, adesso io ti interrompo, voglio prenderti sul vivo. C'è un comune della destra tagliamento qui, dai, dici fuori dai denti, com'è la ricetta del comune di Montereale Valcellina? Sinceramente io non ho nemmeno mai visto la ricetta ancora, sicché non so niente, devo ancora vedere com'è la cosa e come viene fuori. Ma come giurato sarà imparziale? Penso sì, certamente sì, anche perché io sì sono dalla zona di Montereale, però vivo a Budoia, cioè sono due cose diverse, sì che non posso sbilanciarmi né da una parte all'altra. Benissimo, grazie. Allora però secondo me la cosa più importante è capire chi deve orchestrare il mix dei giurati, è il lavoro più difficile, no? Il peso lo porta Marco Tomasetic, che quest'anno gestisce come presidente di giuria. Marco, come sono le ricette quest'anno? Beh, le ricette sono state proposte, è chiaro che con l'aiuto dei ragazzi possono avere qualcosa di fantasia in più nella preparazione. C'è da dire anche che ogni anno che viene fatto noi abbiamo degli allievi nuovi che fanno questo concorso con magari degli assessori o sindaci che sono già stati gli altri anni. E dall'inizio magari della prova che sono un attimino titubanti, adesso vediamo comunque che c'è un buon affiatamento fra l'assessore, il sindaco o comunque la ricetta che viene presentata e il ragazzo della scuola, quindi questo è già una buona cosa. Benissimo, senti una cosa, io so che i giorni scorsi i ragazzi hanno avuto modo di provare la ricetta, come hanno vissuto questa esperienza? No, l'hanno vissuta molto bene, perché comunque dovevano mettersi in, non dico quasi competizione con i propri compagni, perché ognuno presentava una ricetta diversa e volevano cercare di capire come potesse essere sviluppata e che tipo di fantasia potevano mettere dentro. Come dico, all'inizio può essere stata un po' che hanno preso paura, però dopo pian piano si sono rilassati e anche la seconda giornata che hanno potuto studiare bene la ricetta erano già più tranquilli. Quindi vinca il migliore? Vinca il migliore. Bene, io credo che possiamo fare un saluto per questa intervista. Chiaramente vinca il migliore, Presidente. Il Presidente dice solamente ci vediamo il giorno 7 maggio al ristorante del Doge della Villa Manin
E chissà che quest'anno a questo sindaco, o sindaco, sempre sindaco, ma maschio o femmina, che speriamo di fargli fare la ricetta davanti a tutti gli ospiti che ci saranno quel giorno. Bene, grazie. Sindaco, questo piatto preparato come si chiama? Si chiama boretto di canocce, è un piatto tipico gradese ed è una ricetta molto vecchia che mi ha tramandato mia mamma. È fatto con ingredienti molto semplici, quali il pane grattugiato, ovviamente la base è di canocce fresche, pane grattugiato, un po' di farina, tanto pepe e un pochino di farina. Io oggi mi sono trovata qui con un giovane che mi ha... David Michelin. che mi ha dato una mano per aggiungere alcuni colori per fare una bellissima coreografia e dare una bellissima coreografia a questo piatto che è buonissimo. Il piatto di Marco Olivo, assessore del comune di Basigliano. Il piatto è stato confezionato insieme a Fan. Io sono Fan Pen, questo piatto ho fatto con branzino, prima ho saltato un po', poi per presentare questo piatto ho messo scarpit sotto, netto, poi ho poggiato su branzino, metto un po' di salsa, questo è polenta, questo qua è un patate in tubo, ho messo verdura mista dentro, così. Bene, bravo. Eccoci pronti, qui abbiamo una nuova ricetta pronta, qui è la ricetta del sindaco di Montereale Valcellina. La preparazione la leggo perché è lunga, la faraona in teccia con gocce di purè tricolore. Anselmi Piromano, il sindaco, è dovuto scappare via per l'urgenza legata all'Abruzzo, però qui c'è Renzen, che è il nostro allievo, che si è preoccupato di portare avanti fino a compimento il piatto. Renzen, quali sono gli ingredienti? Cosa hai messo dentro? La faraona, spinaci, patate e carote. Quindi le 3 gocce sono fatte di carote? Di carote, patate e spinaci. E spinaci. Com'è il procedimento della faraona? Come hai preparato il piatto? Prima ho arrostorato nella padella e dopo ho portato avanti con il brodo che ho preparato. Sì. E così. Bene. E senti, per rosolare che cosa hai usato? Olio, strutto? Olio, strutto, un po' di burro. Un po' di burro. Sì. Bene, bene, bene. Alla fine ho messo sopra un po' di erbe, così per gustare un po', così. Eccoci qua pronti con un'altra preparazione. Abbiamo qui la preparazione del comune di Cassacco, l'assessore Truan Gianni con la sua comì, possiamo dire così, come in gergo alberghiero si dice, chi è l'assistente viene chiamato comì, e abbiamo Alessandra Brocca. La preparazione presentata dal comune di Cassacco sono lo sformato di crespelle alla friulana. Allora, assessore, lo presenta lei? Ci provo, però dovrebbe presentarlo anche Alessandra, perché Alessandra è stata una compartecipante molto importante e valida, perché ho visto che si era entusiasmata molto bene. Comunque, andando al piatto, queste crespelle che sono molto semplici da fare, insomma c'è una semplicità estrema, ci vuole solo un po' di fantasia. Queste crespelle poi abbinate a degli strati diversi di una besciamella fatta con del prosciutto, del radicchio di campo, e poi c'è un po' di fantasia, c'è un po' di formaggio che non sia molto saporito e stagionato, e alla fine una copertura con un po' di parmigiano per dargli una rosolata finale. Ecco. Poi ci si abbinano delle verdure che si possono trovare con facilità nei vari orti dei nostri paesi, e quindi credo che sia molto italiano e molto locale. Bene, besciamella, radicchio di campo, parmigiano, prosciutto di San Daniele. Alessandra, come ti sei trovata a confrontarti con questi ingredienti? Bene, bene. Mi sono piaciuti molto, anche lavorarli. Mi è piaciuto molto il piatto. Bene. Quindi lo consiglieresti a un tuo cliente? Sì. Molto buono. Bene, allora non ci resta che dirvi vinca il migliore. Grazie.
Eccoci qui con i rotolini colorati di primavera. Questa è la sorpresa che ci riserva nella ricetta del sindaco di oggi il consigliere comunale di Sedegliano Lara Vatri, seguita da Alessandro Braini, il nostro allievo. Allora, vediamo un po'. Lara, ci descrivi un po' questo piatto? Sì, sono dei rotolini semplici colorati appunto utilizzando tutte le verdure di stagione e vengono fatti con l'uovo, con il tuorlo e con l'albume montato a parte, poi viene steso tutto l'impasto insieme anche a amalgamata alla farina, viene steso tutto l'impasto in una teglia da forno, messa in forno per 7 minuti e poi appena è pronta praticamente si porta a raffreddamento l'impasto avvolgendolo in un canovaccio possibilmente umido o bagnato e poi viene guarnito con maionese, peperoni colorati, un po' di prosciutto e viene tagliato a fettine, a rotolini appunto e basta, guarnito. E quindi servito. Un piatto elaborato direi come preparazione, vero Alessandro? Cosa dici? No, io penso che sia abbastanza semplice come piatto. Sì, basta. Semplice e quindi ti ha ispirato, ti piace? Sì, bellissimo. Mi piacciono i colori, come si vedono. L'abbinamento dei colori, quindi l'aspetto cromatico. E questo piatto a chi lo consiglieresti? Ma è un piatto che si può consigliare un po' a tutti, nel senso che sia indicato come preparazione perché è abbastanza semplice, è indicato più o meno in tutte le occasioni e quindi è un piatto che va bene per tutti. Ispirato a quale ricetta o da quale cilindro esce fuori? Ma dalla famiglia, diciamo, da preparativi così magari un po' più sfiziosetti per qualche occasione e quindi poi portati a conoscenza così. Benissimo, quindi non possiamo altro che augurare alle famiglie di Sedegliano che siano loro ancora una volta le vincitrici, quindi possiamo chiudere sulla ricetta del comune di Sedegliano. Eccoci qua con lo sformatino di marcundela al tocio di latte ed è la proposta offerta dall'assessore al comune di Torreano di Cividale Sabadini Roberto insieme a Edith Oduare. Qual è la preparazione, assessore, di questo succulento piatto dai richiami tradizionalissimi, direi? Beh, sicuramente molto tradizionale perché la marcundella, come dicevo anche prima, è un prodotto tipico e caratteristico più di questa zona qua. Gli ingredienti sono del porro, uovo e della marcundella appunto, abbinato con a fianco delle verdure che si trovavano una volta sempre negli orti, che era il porro e il sedano rapa, che erano le ultime verdure che venivano raccolte nell'orto. Quindi mi ha ispirato a presentare questa cosa qua che era secondo me molto caratteristica di questa zona e anche della nostra realtà contadina, insomma, del territorio che rappresenta. Poi mi ha fatto molto piacere essere qua a fare questa presentazione come new entry, come avete detto oggi, e poi anche perché Edith è del mio comune, quindi è stato un abbinamento perfetto. Speriamo che sia un abbinamento perfetto anche lo sformatino. Quindi una sorpresa nella sorpresa, un piatto tradizionalissimo coniugato con una concittadina, neanche tu non te l'aspettavi, vero Edith? Allora, come ti sei trovata a confrontarti con gli elementi contenuti in questa preparazione? Ti è piaciuto? Sì, mi è piaciuto, l'ho preparato stamattina, bene. Quindi hai sperimentato già questo piatto questa mattina, giusto? Sì. Bene, allora non ci resta che dire che vinca il migliore. Speriamo. Eccoci qui, allora abbiamo gli straccetti di pollo alle mele con la marmellata di cipolle, mica poco di meno. Il piatto che viene proposto dal comune di Bertiolo, abbiamo Ponte Giuliana che è consigliere del comune, che adesso ci descrive brevemente quali sono gli ingredienti, così il procedimento di questo piatto, come si esce, come riesce un piatto così. Dunque qui si dovrebbe sentire il contrasto della marmellata dolce con l'acidità della mela verde. Diciamo, sono messi in risalto degli ingredienti della nostra zona.
E Quindi abbiamo sostanzialmente degli ingredienti, possiamo dire, poveri. Abbiamo degli ingredienti poveri, la mela che si trova in tutti gli orti, come la cipolla, come anche il pollo, classico animale da cortile. sì, ingredienti nostri locali e semplici. Molto bene. Senti Marco, tu come allievo Civifro, ma come carnico, a confrontarti con le mele non dovresti avere problemi, no? Cosa ne dici? Come è venuto questo piatto? No, abbastanza bene. Un po' di problemi con la salsa abbiamo avuto, delle mele comunque. Bene, però alla fine mi sembra che il risultato sia venuto piacevole, vero? Sì, sì. Bene, allora io direi che il risultato comunque è gradevole, non ci resta che aspettare il consenso della giuria, la degustazione di questo piatto e poi che vinca anche per voi il migliore, ovviamente. Quindi buona fortuna. Caro Vittorino Boem, sindaco, senti, adesso vediamo il lavoro che tu hai delegato al tuo assessore. Allora, qui abbiamo il nostro piatto, no, che, aspetta che me lo leggo. Dunque. Piardut dotka, dulaseno, il petto d'anatra con il ripieno di mela e peperoni all'agrodolce. Scodelaro Luigino, delegato al comune di Codroipo come assessore, accompagnato da Ilaria Dean per la preparazione di questo piatto. Quali sono le peculiarità di questo piatto e perché è così tradizionale? Beh, la peculiarità è l'abbinamento della mela con il sapore deciso dell'anatra. La mela è una mela verde, una mela Smith e il contrasto, a mio avviso, è un contrasto deciso. Il sapore della mela pulisce e esalta poi il gusto forte e deciso dell'anatra. La tradizione è che noi nelle nostre case abbiamo le anatre, le oche, è diciamo un volatile di cortile, un volatile che troviamo costantemente in tutte le nostre case, soprattutto dai contadini e in periferia. Io sono stato aiutato da una brillantissima e validissima allieva che ha preparato la salsa all'agrodolce, ha preparato la scalope del petto, già l'ha portata alla marinatura e ha preparato anche una parte del ripieno che costituisce l'interno del petto, insomma. Molto bene, quindi Ilaria, che poi comunque possiamo dirlo figlia d'arte perché i genitori gestiscono un agriturismo, hanno un importante allevamento di bufali tra l'altro, giusto, qui in regione. E comunque Ilaria, come è stato preparare questo piatto? Cosa ti ha colpito? È stata sicuramente una bella esperienza e mi è piaciuto collaborare con questo signore, molto simpatico anche e niente, questa esperienza penso che mi serva anche per il mio futuro, non so. Quindi speriamo che tu porti fortuna o che ti porti fortuna al comune di Codroipo. Certo. Tu sai che comunque è la sede dove andremo a fare la finale, tra l'altro. Sì, spero. Bene, allora quindi possiamo chiudere su questo piatto, ormai siamo quasi addirittura di arrivo, ne contiamo qui sul nostro tavolo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ne mancano ancora due, ne mancano due ricette. Allora, gnocchi al radicchio rosso e ricotta e sugo di trota, questo è quello che ci propone la nostra validissima candidata, la Lady Chef sindaco del comune di Talmassons. Anna Maria Toneato, come si fa a fare questi gnocchi? Ma desidera che le presenti come li abbiamo fatti veramente? Certo. Allora noi abbiamo fatto lessare delle patate e abbiamo poi fatto un imbiondire del radicchio rosso di Chioggia insieme con del vino rosso, lo abbiamo frullato e mescolato con le patate passate al setaccio. Ci abbiamo aggiunto della ricotta ben asciutta ed infine un uovo amalgamato con della farina quanto basta. Abbiamo creato i gnocchi e li abbiamo fatti poi saltare con del burro fuso insieme con un sugo di trota affumicata dalle nostre parti che avevamo prima a tocchetti passata con dell'olio e infine insaporita con del brandy, fatta fiammare con del brandy.
Molto bene, devo dire che comunque è una ricetta anche impegnativa. Enierda, com'è stato lavorare insieme a un sindaco, innanzitutto donna, che è una cosa importante, poi un sindaco che è una lady chef, tu lo sapevi che la signora Toneato è una lady chef? Bene, è stato bello, sì. E preparare questi gnocchi, com'era questo impasto? Abbastanza, sì, diciamo, bene, era facile. Facile. Allora non ci resta che aspettare il verdetto della giuria per comprendere come valuterà questa preparazione, che comunque contiene tutta un'armonia di sapori tradizionali che ricalcano comunque la zona della Bassa Friulana. I sapori ci sono, la trota c'è, ci sono le patate, c'è il radicchio, i formaggi, e quindi sindaco, cosa possiamo augurarci? Di fare un bis, nel senso che visto che è andata bene alcuni anni fa, io sarei ben contenta di poter ripetere lo stesso successo di alcuni anni fa, ma va benissimo qualsiasi sia la scelta vera. Benissimo, grazie. Allora, abbiamo l'ultima ricetta in carrellata a presentazione, abbiamo un piatto anche comunque complesso, ricco di sapori caratteristici, tradizionali, però appunto la parola dice tutto, coniglio ai 3 ripieni. 3 ripieni per questa preparazione presentata dal comune di Precenicco. Mocchi Lupo Massimo, sindaco, e De Nicolò Roberto purtroppo non sono potuti essere presenti perché stavano organizzando la squadra di soccorso da mandare giù in Abruzzo, e qui abbiamo Heggiaci che si è preoccupato e si è preso la responsabilità di far fare bella figura al comune di Precenicco, vero Heggiaci? Yeah. Ecco, Heggiaci, ci dici per piacere qualche parola come hai preparato questo piatto? Sì, coniglio comunque prima ho fatto 2 crema, uno crema fatto con vezza, quella verde, uno crema fatto con carote, anche l'ultimo colore ho fatto frittata sottile, sì, così il contorno comunque non ha scritto sulla ricetta, ho scelto la mia fantasia. Ho scelto la liso perché si può fare bella colore, più chiaro quando vede. Quindi se ho capito bene, nella ricetta non era compreso il riso, però tu hai utilizzato il riso come guarnizione. Sì. Bene. E quindi un connubio che ti ha ispirato, anche così unisci un po' alla tua terra, vero? Sì, è così. Bene, quindi mi sembra come preparazione il piatto sia si presenti bene. Cosa dici? Sì, va bene così, sì. Comunque non è massimo. Diciamo che è al massimo, ok, quindi un piatto sicuramente speriamo che porti fortuna. Salutiamo qui, e vuoi salutare tu il sindaco così? Digli ciao sindaco. Ciao sindaco. Sergio, abbiamo concluso quindi la carrellata dei nostri piatti, possiamo solo che aspettare la giuria che faccia il suo lavoro e faccia la valutazione dei punteggi, e quindi possiamo dire a tutti quanti ci vediamo a Villa Manin il giorno di maggio più opportuno per la vostra vincita. Ciao!